Hola, buenos días. Soy Eleonora y les doy nuevamente la bienvenida a Un Sorriso in Più Family. Hoy quiero hacer con ustedes, voglio fare insieme a voi degli esercizi che più piacciono a me, un po' per tutte le nostre articolazioni e le nostre zone del corpo. Iniziamo insieme? Vi ricordate che all'inizio iniziavamo sempre lavandoci le mani, che è un esercizio così bello, così armonioso, e perché poi anche toccandoci ci diamo noi stessi un po' di calore e un po' di coccole e muoviamo tantissime di queste articolazioni della mano, delle due mani, che ci aiutano tanto per comunicare con il mondo intero. Allora ci laviamo bene bene le mani, ci scaldiamo bene la parte dorsale, la parte del palmo, in mezzo alle dita, ecco, benissimo. Poi andiamo sopra i gomiti, le spalle, qui la parte cervicale. Ricordatevi che il massaggio è una delle tecniche più antiche di terapia e farlo su di noi stessi è una cosa bellissima. Poi ci riscaldiamo subito, ci sentiamo bene, ci coccoliamo. Allora andiamo con l'altra parte, andiamo con i gomiti, ecco qui le spalle e magari ci fermiamo nel punto dove più ci fa male o più sentiamo bisogno, perché è così bello e gradevole questi movimenti. Ecco, benissimo. E poi via l'acqua in sceso. E ci fermiamo un attimino. Adesso continuiamo un po' a fare esercizi per le nostre dita, le dita delle mani. In questo modo apriamo bene, divarichiamo bene tutte le dita delle nostre mani, in questo modo. Contiamo più o meno fino a 10. Bene, poi chiudiamo e giriamo il polso così. Facciamo un po' in questo senso e poi nell'altro senso. E ci fermiamo. Adesso partiamo da questa posizione, uniamo in questo modo le nostre mani, i gomiti ben dritti e andiamo su il più che possiamo, in alto e poi giù. Anche questo esercizio mi piace tantissimo perché un braccio aiuta l'altro nell'eventualità che abbiamo qualche situazione che impedisce uno dei due bracci di andare bene in alto o di fare il movimento nel modo più puro possibile. Così perlomeno abbiamo un aiuto, un braccio aiuta l'altro nella situazione in cui ha bisogno. Ecco, andiamo su. Anche qui una decina di volte. Questo è un movimento molto importante per le nostre spalle. Ecco, poi ci fermiamo qui di fronte e andiamo verso la sinistra e verso la destra. Verso sinistra e destra. Sinistra, destra, sinistra, destra e finiamo facendo una bella polenta. E andiamo, e 1, forza, un cerchio bello grande, 2, 3, 4, 5 e poi dall'altra parte 1, 2, 3, 4 e 5, più che la polenta, il manjar blanco, che è un dolce tipico della mia zona,
è che bisogna fare questo movimento per ben 3 ore, però è un dolce buonissimo. Adesso facciamo un po' di esercizio per le gambe. Allora, siamo seduti bene, comodi e stendiamo un ginocchio e poi l'altro. Andiamo come una pedata, diciamo così, in modo alterno, la destra e la sinistra, con la destra e con la sinistra. Anche qui una decina di volte. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rimaniamo con la gamba destra ben dritta e muoviamo un po' la caviglia in questo modo. Facciamo dei cerchi in un senso e poi nell'altro senso. Dei cerchi, cerchiamo di immaginare che nell'aluce abbiamo una matita, una penna e dobbiamo disegnare un cerchio il più ampio possibile. Ecco, stop, cambiamo di gamba, andiamo con la sinistra e facciamo del movimento in cerchio. Iniziamo in un senso. E poi nell'altro senso, disegnando questo cerchio nel migliore dei modi e il più grande possibile. Ecco, e stop. Allora, alziamo la gamba destra, poi la sinistra e facciamo questo movimento. Imitiamo un po' il movimento delle gambe nel nuoto libero. Ecco, facciamo su e giù. Riposiamo. E poi di nuovo tutte e due le gambe su e apriamo e chiudiamo. Apriamo, chiudiamo, apriamo e chiudiamo. Sono 3. 4, questa volta conto, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù e stop. Allora vi propongo questo esercizio che mi piace anche tantissimo e che mi rilassa tantissimo. Mani sopra le nostre gambe e lasciamo scivolare le nostre mani e il corpo accompagna questo movimento in maniera armoniosa e scendiamo, scendiamo, così allunghiamo anche un po' la nostra schiena, cerchiamo di toccare le caviglie e stiamo lì un attimino, ci lasciamo andare e poi andiamo su di nuovo, sempre mantenendo il contatto delle nostre mani con le nostre gambe. Poi a me tutto quello che è massaggiare mi piace tantissimo, perché proprio bisogna sentire anche la sensazione delle nostre mani che tocca questa zona del corpo. Ecco, è un esercizio per la schiena, però dobbiamo approfittarne di tutto ciò che possiamo ricavare di questo movimento, pensando sempre a noi stessi, e a me piace tanto il massaggio. Andiamo di nuovo giù, stiamo giù, ci rilassiamo bene, qualche secondo e poi su, 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 di nuovo andiamo giù. E poi su e facciamo un bel respiro profondo dentro dal naso e poi soffiando.
Adesso facciamo un po' di movimento per la nostra cervicale. Allora, vi ricordo sempre rilassati, mani sopra le gambe, spalle molto rilassate. Io chiudo gli occhi sempre perché questo mi aiuta e mi dimentico di tutto, via i pensieri e portiamo la testa giù in modo adagio, lasciandola cadere. Imitiamo il movimento di dire sì e poi su, nel modo più tranquillo, armonioso e senza correre. Andiamo giù di nuovo, giù, lasciamo cadere la testa, Arriva un punto in cui la testa la lasciamo cadere, la lasciamo andare, proprio che il peso della testa vada giù in modo di allungare un pochettino questa muscolatura. In effetti sento un po' tirare, ma in modo molto molto dolce, senza sforzare. Poi su, ancora giù. Su. Ecco, adesso vi propongo il movimento imitando il gesto di dire no. Perciò sempre con la massima tranquillità andiamo col mento verso una spalla e poi verso l'altra, in questo modo, in modo armonioso. Fate il movimento fin dove riuscite, senza sforzarlo. Però è importante fare questi movimenti per la cervicale, sono importantissimi. Ed è importante che lo fate da una posizione seduta dove siamo tutti più sicuri. Andiamo da una parte. E poi dall'altro. E le spalle rimangono ferme. E riposiamo. Terminiamo questo momento insieme in un modo molto bello, molto dolce, armonioso, che è l'esercizio dell'abbraccio che tanto mi piace. Apriamo le braccia e ci abbracciamo in questo modo, cercando di mantenere tutte e due le braccia all'altezza delle spalle e ci diamo un abbraccio forte e con tanto sentimento, mi raccomando, perché noi ci vogliamo bene. E sono 2. Qui potrei contare fino a 100, però facciamo solo 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questo ultimo ancora più forte e 10. Terminiamo questo momento insieme in un modo molto bello, molto dolce, armonioso, che è l'esercizio dell'abbraccio che tanto mi piace. Apriamo le braccia e ci abbracciamo in questo modo, cercando di mantenere tutte e due le braccia all'altezza delle spalle e ci diamo un abbraccio forte e con tanto sentimento, mi raccomando, perché noi ci vogliamo bene. E sono 2. Qui potrei contare fino a 100, però facciamo solo 10. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e questo ultimo ancora più forte e 10. Grazie per questo bellissimo momento che abbiamo passato insieme. Grazie a voi faccio questi esercizi e mi mantengo sempre in forma ricordando tanti bei momenti passati nell'arco di tutti questi anni che ho fatto la fisioterapista insieme a tante persone, ma l'importante è che sono esercizi che ci servono per noi stessi. Mi raccomando, fateli sempre e invitate a tutte le persone che vi stanno intorno a farli insieme a voi. Vi voglio tantissimo bene, vi mando un abbraccio forte e vi aspetto alla prossima. Ciao!